Un incontro urgente a Roma attorno al tavolo del Ministero per lo Sviluppo Economico. Quello che da più parti veniva auspicato da tempo arriva dopo la contestatissima proposta dell'azienda di un taglio drastico ai salari dei dipendenti. Il ministro Flavio Zanonato ha convocato per domani alle 15 i rappresentanti di Electrolux e i sindacati, i governatori delle 4 regioni italiane dove sorgono gli stabilimenti del colosso svedese, oltre ad una rappresentanza della Presidenza del Consiglio. Le parti chiamate in causa sono pronte a far sentire la loro voce e a chiedere, se necessario, lo stato di crisi. Vogliamo fare in modo che non si cantieri definitivamente la chiusura di quella che noi definiamo la nostra Fiat. Chiederete lo stato di crisi per il settore? Ma dobbiamo assolutamente, come hanno fatto gli spagnoli, i francesi, affrontare questa avvertenza partendo da un presupposto. Stato di crisi del settore significa avere più mano libere per poter investire. Intanto si cerca di capire qualcosa in più sul balletto di cifre relativo ai tagli proposti da Electrolux per mantenere la produzione in Italia. Oggi in una nota la multinazionale ha fatto sapere che mediamente un operaio perderebbe 130 euro al mese. Diverse invece le cifre che hanno in mano i sindacati, secondo i quali i dipendenti dovrebbero rinunciare a metà della busta paga. Un clima di incertezza che non può far altro che aumentare la preoccupazione. Per quanto riguarda invece specificatamente la proposta sulla riduzione del salario, io credo che il tema della solidarietà in questo momento sia un tema che inevitabilmente fa parte della discussione quotidiana, però insomma, tra la solidarietà e la beffa c'è un po' di differenza. La notizia dell'incontro di domani è salutata con favore dagli ambienti della politica. È comprensibile la disperazione dei lavoratori, bisogna però proporre nuove strade alla multinazionale, dice la deputata PD Floriana Casellato. La senatrice del Carroccio, Patrizia Bisinella, va in pressing su Zanonato. Dopo tanti annunci è il momento di passare dalle parole ai fatti. Secondo Gianni Girotto, Movimento 5 Stelle, quando una grande azienda decide di andarsene dall'Italia, la soluzione può essere la costituzione di una cooperativa. Per Maurizio Sacconi, presidente dei senatori del Nuovo Centrodestra, la proposta di Electrolux è irricevibile perché slegata da un piano industriale. Inoltre, conclude Sacconi, il destino sulla permanenza di Electrolux in Italia non può dipendere solo da un gelido management.